Buongiorno e ben ritrovati martedì 12 novembre insieme anche oggi per raccontarvi i fatti principali della giornata e poi spazio nella seconda parte con i nostri ospiti per approfondire alcune tematiche d'attualità. Prima però subito come ogni martedì il sondaggio di quest'oggi. In nottata è arrivata a Brindisi la nave con a bordo i 7 migranti che da venerdì scorso si trovavano nel centro d'accoglienza in Albania. Il loro rientro in Italia segue la decisione del Tribunale di Roma che ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento, rimettendo tutto dunque nelle mani della Corte di Giustizia europea. Quello che vi chiediamo è questo: migranti in Albania, il progetto è fallito? Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626691, 0422 1626690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché venga registrata la vostra risposta, che sarà correttamente registrata anche se sentite dall'altra parte l'occupato. L'esito questa sera nel corso di Aringhe. Allora veniamo subito alla questione legata in qualche modo proprio al nostro sondaggio, quella dell'emergenza migranti. Vi abbiamo raccontato ieri la cronaca di una giornata concitata a Treviso con una trentina di migranti che sono stati allontanati dal parcheggio sotterraneo dell'Appiani, alcuni ospitati all'ex caserma Serena, altri hanno trovato ospitalità nella comunità di Santa Maria del Sile, ed è proprio lì che si trova la nostra Nicoletta Rizzetto con Edi Kaliman. Buongiorno Edi. Buongiorno Francesca, buongiorno anche ai telespettatori. Come hai detto bene, noi siamo qui in Santa Maria del Sile, dove Nicoletta può inquadrare dietro di me il tendone della festa che inizierà venerdì, e poi la chiesa, della famosa chiesa di Don Giovanni Kirchner, che da sempre ha un occhio di riguardo, un'attenzione verso l'accoglienza ai migranti. C'erano state anche delle polemiche appena un anno fa sull'accoglienza di queste persone che in difficoltà all'interno proprio della chiesa, non avendo posto dove andare, ed è arrivata la chiamata della questora Alessandra Simone ieri mattina, che ha chiesto un intervento urgente, un'accoglienza d'emergenza per le persone che erano ospitate all'Appiani. Come hai detto tu, una parte, 17, sono andate alle caserme Serena, le altre dovevano essere 13, dovevano essere inizialmente 10, sono diventate invece poi 5, perché si sono aggiunti anche 5 persone senza documenti, che sono state accolte prontamente dal Done, da tutta la comunità, in questo tendone allestito per la festa che inizierà, la festa del Circolo Noi, che inizierà questo venerdì, una sistemazione temporanea. Intanto, prima di sentire la voce dei parrocchiani della comunità, se sei d'accordo Francesca, ti farei ripercorrere quanto successo ieri proprio a Treviso al parcheggio Appiani. In ogni caso sembra che ci sia disponibilità per accogliere tutti, sia chi ha diritto a stare all'interno dell'accoglienza, che sono comunque la maggior parte, sia chi è qua da più tempo e quindi ha bisogno di un altro tipo di ricovero. Alla fine nessuno sarà lasciato all'addiaccio. Dei 30 migranti sgomberati dal parcheggio sotterraneo dell'Appiani, oltre la metà è stata condotta alla caserma Serena, i restanti a Santa Maria del Sile, accolti da Don Giovanni Kirchner. È metà mattina quando gli operai comunali, impegnati ufficialmente in un'operazione di pulizia preannunciata nei giorni scorsi, iniziano a posizionare reti in metallo così da isolare il piano mezzanino del park. Da anni un dormitorio abusivo, popolato soprattutto di persone provenienti dall'Oriente, India, Pakistan, Afghanistan. Siamo a poche decine di metri dall'ufficio immigrazione della questura. Qui, tra garage umidi e degrado, ci sono storie, disperazione e speranze. Io 8 mesi. 8 mesi? Sì. E adesso dove andrai? Adesso camp. Camp. Non c'è più visto altro, ma così anche adesso la strada, sì. Ma non va bene qua dove... Non va bene. Come che voglio lui aiutare di assistente sociale, comune sociale, o porpatura, o carabinieri di qua di Treviso, tutti ne chiamo per aiutare. Ma voi riuscite a lavorare oppure non? Non c'è lavoro capo Treviso, no, tre difficile trovare. Perché? Tre difficile. Non c'è perché lavoro, c'è la uova, dai 30 euro un giorno, 30 euro
poco, prende sigarette, prende mangiare, finito. Lo sgombero avviene sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. A supportare i migranti l'associazione Caminantes, con un sit-in che dalla Piani è arrivato nel cuore di Treviso davanti alla prefettura, nel mirino Casugana, che avrebbe avviato i lavori di pulizia senza predisporre, questa la denuncia, un piano B. Il Comune in questo momento ha peggiorato un problema già preesistente senza preoccuparsi di trovare una soluzione. Quando non c'è un posto, non c'è un bagno, non c'è dove che tu fare per la mangiare, la tutte, ma dove va? Un problema grave. Il certificato antincendio è scaduto, quindi sono stati chiusi i piani e chiusi anche gli ascensori. Una revoca che ha fatto traboccare il vaso di Pandora della Piani, quella dei vigili del fuoco al comune di Treviso. Più probabilmente il buon motivo per mettere ognuno di fronte alle proprie responsabilità. E il sindaco sottolinea che il comune di responsabilità ne ha affrontate diverse sul caso del parcheggio a Piani. Sia con la caserma Serena, sia che con gli altri nostri luoghi preposti all'accoglienza, sia con il progetto SPRAR, quindi con l'accoglienza diffusa, quindi il Comune di Treviso la sua parte la sta già facendo. Ora chiedo anche alle altre istituzioni di farsi carico di questo fenomeno migratorio sregolato, che però non può essere accolto in un parcheggio interrato. Il riferimento nemmeno tanto velato è alla prefettura, con cui dall'inizio dello sgombero la parrocchia di Santa Maria del Sile ha chiesto l'autorizzazione a prendersi circa metà di migranti e che nel pomeriggio, dopo l'incontro con il capo di gabinetto, ha autorizzato l'altra metà degli sfrattati della Piani ad entrare nel centro di accoglienza dell'ex caserma Serena. Tutto questo quando il problema era da mesi di pubblico dominio. Sono centinaia le segnalazioni da parte dei cittadini che denunciavano la situazione di degrado e anche di timore, e quindi è fondamentale che ci sia una risposta da parte delle istituzioni. Parcheggio sbarrato fino a cessata esigenza, recitano i cartelli appesi nei sotterranei, che significa per molto tempo, considerando che la Piani era un richiamo continuo per i migranti senza un ricovero. 15 oggi, 15 domani, 15 dopodomani, è una situazione che è insostenibile per un comune da solo. Ma il comune, oltre alla prefettura, per dare una soluzione definitiva sul tema migranti, chiama in causa anche il mondo delle imprese. Coloro che utilizzano questa manodopera si possono anche far carico del vitto e dell'alloggio, perché se ti servono durante il giorno per il lavoro, credo che sia dignità anche dar loro un'ospitalità. E ci siamo spostate, Francesca, io e Nicoletta Rizzetto, all'interno del tendone dove questa notte sono state ospitate queste persone, circa 15, giusto? Sono in compagnia di Nicola Dello Iacovo, il diacono della chiesa di Santa Maria del Sile. Intanto buongiorno e grazie. Questa è la sistemazione che è stata trovata d'emergenza. Sì, sistemazione di emergenza da ieri pomeriggio, ieri sera. Potrà durare ancora per 2 o 3 giorni, perché entro venerdì mattina bisogna che lo stabile qui, il tendone, venga liberato, perché il circolo noi ha organizzato la festa del trentennale e quindi bisognerà trovare dove sistemare queste persone, oltre al fatto che dormire qua dentro veramente fa freddo, hanno dei giacigli e questa è un po' la situazione. Si è arrivato a questo proprio per potergli dare un minimo di tetto. Ecco. La chiamata della questora ieri mattina? Ieri mattina il questore ha chiamato Don Giovanni chiedendo aiuto, nel senso di se era possibile collaborare in qualche modo, proprio perché queste persone, 30 persone, venivano messe fuori dai sotterranei della Piani e quindi non sapevano dove poterli mandare. Poi una parte sono andate alla caserma Serena e un'altra parte è qui, in attesa di un luogo. Avete dato accoglienza, l'aiuto della Caritas per quanto riguarda anche i pasti e soprattutto l'aiuto vostro e della comunità. Entro venerdì serve trovare una sistemazione a queste persone. Quali sono le prospettive? Prospettive o che attraverso le istituzioni e altri enti si possa dare ospitalità, ma resteranno sempre alcune persone che non hanno i documenti e quindi saranno per strada. Se questo non dovesse muoversi, la prospettiva è ancora una volta ospitarli in chiesa da noi, dove questa è la realtà.
almeno hanno un tetto, non dico al caldo, ma dormono a terra ma su materassi, e questo è. L'appello anche che avete fatto come comunità di portare materassi o coperte, giusto? Certo, materassi, coperte, ma anche già stamattina gli ospiti qui si sono risvegliati avendo fuori dal tendone chi li aspettava con del tè caldo, delle colazioni, un po' di contatto umano anche, ecco, questo è. Questa è la situazione, Francesca, a Treviso, parrocchia di Santa Maria del Sile. Ovviamente per ogni aggiornamento vi terremo informati. Questa intanto le condizioni di questi migranti. A te la linea. Grazie Eddie Kaliman, grazie a Nicoletta Rizzet, grazie anche al diacono. Insomma, l'alternativa potrebbe essere il ritorno in chiesa, nella chiesa di Santa Maria del Sile. Vi ricordate, avevamo documentato anche noi l'ospitalità che era stata riservata da Don Giovanni proprio all'interno della chiesa accanto all'altare dove avevano trovato appunto rifugio l'inverno scorso alcuni migranti. Adesso ci spostiamo a Padova con una tragedia che si è consumata questa mattina quando un ragazzo poco più che ventenne è stato trovato morto all'interno della cittadella universitaria. Fatale, un volo dal terzo piano. Ci raccontano tutto in diretta Federico Cibotto e la nostra Valentina Visentini. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, sono ancora in corso i rilievi nel luogo in cui questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di uno studente della scuola galileiana dell'Università di Padova. Si tratta di un 21enne, fatale un volo dal terzo piano. Il ragazzo sarebbe caduto questa mattina, il ritrovamento intorno alle 8 con la segnalazione fatta dai vigilantes della Civis e da alcuni studenti che stavano entrando qui nella cittadella universitaria, nel campus di psicologia, dove si trova anche lo studentato dell'ESU che ospita gli studenti e dà alloggio agli studenti della scuola galileiana. Il corpo era a terra, dove in questo momento sono ancora in corso i rilievi. Il ragazzo, appunto un 21enne umbro, quindi uno studente fuori sede, frequentava la scuola galileiana all'indirizzo di matematica. Si tratta di una scuola di eccellenza dove possono accedere solo gli studenti più meritevoli con un punteggio molto alto. Questo ragazzo sembra fosse un prodigio della matematica, tant'è che aveva pure partecipato alle Olimpiadi di matematica. Il ragazzo è stato trovato questa mattina, ora la polizia è sul posto, non si esclude possa trattarsi di un gesto volontario. Ulteriori indicazioni e sviluppi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Tuttavia oggi qui sono molti gli studenti che si fermano e sono sconvolti da quanto è accaduto. Avevano anche chiesto di sospendere temporaneamente le lezioni, ma invece le lezioni si sono svolte in modo regolare anche qui al campus di psicologia. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero Valentina Visentini insieme a Federico Cibotto. E a Vicenza è giallo sulla morte di un altro ragazzo di 20 anni. Tutto è accaduto nella zona della Riviera Berica, dove il giovane a casa ha detto alla madre che sarebbe uscito in terrazzo al terzo piano della palazzina per fumare. Dopo un po' però la madre stessa lo ha visto nel cortile condominiale, dove era precipitato ancora vivo ma agonizzante. Due le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della questura: una caduta accidentale oppure un gesto volontario. Fatto sta che i medici del SUEM 118 intervenuti subito sul posto hanno portato il ragazzo all'ospedale San Bortolo in gravissime condizioni e proprio nel reparto di rianimazione il giovane è morto poco dopo il ricovero. E restiamo a Vicenza con la storia di un ragazzo di 16 anni che vuole uccidere la madre mentre dorme. Confessa questo intento al prete che lo convince a desistere. La storia scioccante è stata rivelata durante l'omelia in chiesa di domenica scorsa. Noi siamo andati con il nostro Daniele Garbin e Simone Squarcina a sentire il sacerdote, padre Gino Quattrini, rettore della chiesa di San Gaetano. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Siamo all'interno della chiesa di San Gaetano in Corso Palladio della Confraternita dei Padri Teatini, con me Gino Quattrini, il rettore della chiesa. Buongiorno. Siamo qui perché c'è una storia importante, toccante, che riguarda l'esperienza di un minore, un sedicenne, che ha confessato appunto al padre di voler uccidere la madre. Ecco, un momento di sconforto, di grande suo tormento interiore. Ecco, questa esperienza, insomma, è riuscito in qualche modo a confrontarsi, vero padre, con lei, è riuscito a farlo desistere, e lei ne ha parlato su autorizzazione anche alla comunità, perché è un'esperienza che può essere anche d'utilità per chi, ecco, ti spiega perché. Certo, perché tutti dobbiamo conoscere quali sono i problemi che si agitano all'interno della comunità cittadina, soprattutto tra i giovani, perché i giovani vivono, da quello che io ho potuto capire, disorientati completamente, non hanno punti di riferimento per crescere. Addirittura questo ragazzo mi diceva che questi punti di riferimento non li ha neppure nella famiglia, ma questo è gravissimo, perché la famiglia è il fondamento della vita umana e sociale. Senza la famiglia non c'è vita umana e sociale. Noi possiamo dire quanto vogliamo, genitore 1, genitore 2, non serve a niente. Lui aveva determinato, l'ha consegnato anche un punteruolo addirittura. Sì, ma lui mi ha detto perché il motivo per cui è venuto perché all'interno della sua famiglia lui non poteva autodeterminarsi, perché i genitori non dialogano tra di loro. Il papà arrivava stanco la sera, non parlava neppure con la madre, mi diceva. Lui aveva difficoltà a dialogare con la mamma e la mamma gli imponeva sempre quello che doveva fare, non gli lasciava libertà di scelta anche nelle cose più semplici. In un paio di scarpe mi diceva lui che devo comprare, devo chiedere il permesso, cioè devo dire mamma io preferirei quello, mia mamma no, inflessibile. E allora quando è così ha detto, vedevo che mia mamma era un ostacolo alla mia vita e mi ha tirato fuori sto punteruolo dicendo che io con questo la voglio uccidere mia madre perché mi ostacola nell'autodeterminazione. L'importante è che sia riuscito a confidarsi, ecco, il valore della confessione. Com'è che ha convinto e anche ha interagito con lei, un rapporto anche particolare? Sì, ma perché lui mi ha detto che è venuto un giorno qui in chiesa e si è fermato a pregare durante la celebrazione della messa e nell'omelia io ho parlato della luce. Lui mi diceva io non riesco a trovare luce nella vita e non mi sento uomo. Ma non si riferiva lui al sesso, uomo, genere, no, si riferiva al fatto che i genitori lo consideravano un bambino ancora e diceva invece sono maturo, capisco quali sono i problemi. E ho sentito da lei questa espressione che Gesù ha detto io sono la luce del mondo e che questa luce, ho detto io nell'omelia, ha orientato tanti giovani a diventare uomini. Allora lui mi ha detto sono rientrato in me stesso, ho capito che c'è un altro modo per diventare uomini allora. E poi mi sono convinto, mi ha detto, quando lei ha citato una frase del concilio, penso un po' si è ricordato lui di questa frase del concilio che io ho citato, che dice proprio così, se ti avvicini a Cristo, uomo perfetto, anche tu diventi più uomo. Allora mi sono detto, diceva il ragazzo, vuol dire che c'è una possibilità per diventare uomo e perché io sono impedito proprio dalla mia famiglia a diventare uomo? Senta una cosa, lei ha già visto che si meritava fiducia, è un ragazzo intelligente e gli ha restituito il punteruolo? L'ho restituito, certo, ho detto no, tienilo tu questo, perché poi era un attrezzo che mi ha detto lui che faceva parte dei ferri che aveva il padre. È sicuro adesso in questo momento? Sì, lui mi ha detto che mi viene a trovare. Ci siamo dati già appuntamento. Va bene, con questa bella notizia allora direi è un segnale positivo anche alla comunità. Sì, sì, certo, perché guardi la comunità e voi anche i mezzi di comunicazione, non è vero quello che si va dicendo in giro, adesso si dice in giro i mezzi di comunicazione sono nocivi, non è vero, bisogna saperli usare.
E adesso ci spostiamo a Venezia. 5 anni fa l'incubo dell'acqua granda, quando si raggiunsero i 187 centimetri con negozi, abitazioni invase dall'acqua, vaporetti trascinati via dalla furia del vento e proprio dell'acqua. 5 anni dopo, qual è la situazione? Lo chiediamo alla nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio e insieme al comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini. Buongiorno Ilaria e buongiorno al comandante. Sì, buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai riassunto tu, fu una giornata, ma anche quelle seguenti, davvero angoscianti. La previsione di una marea eccezionale c'era, però comandante, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Non ci si aspettava di certo di arrivare a quello che poi accadde quella sera. No, nel senso che eravamo in un'allerta massima perché era prevista una marea attorno al 1,60 m, quindi eccezionale già di per sé, ma non certo a oltre il 1,80 m. Dopodiché c'è stato anche un tornado in laguna che ha portato i vaporetti sopra le rive, i motoscafi in Calle degli Albanesi e via dicendo, quindi una gestione complicata. Lei a livello personale cosa ricorda di quel giorno? Ricordo che ho passato 2 giorni in ufficio, avendo anche via telefono notizie da casa che l'acqua era arrivata a 2 centimetri a entrarmi in casa, per cui anche la preoccupazione personale è una preoccupazione vera come quella di molti altri veneziani. E a livello professionale, comandante, perché io mi ricordo che anche poi in quelle ore noi facciamo delle lunghissime dirette non stop e ci trovammo proprio anche in mezzo all'acqua, ricordiamo, venne ovviamente il sindaco, poi arrivò anche il presidente Conte, insomma arrivò anche Matteo Salvini, tantissime persone che vennero lì proprio quei giorni. Il patriarca la descrisse come una sorta di apocalisse. Ma lo fu, perché pensare che mezzi di peso enorme siano finiti sopra le rive non è proprio una cosa banale. E la città non era all'epoca attrezzata con le paratie, o meglio c'erano ma non erano ancora operative. Sono entrate in funzione qualche settimana dopo, proprio su pressione del comune. Oggi viviamo molto meglio, nel senso che abbiamo avuto nei mesi scorsi anche maree veramente eccezionali, ma nessuno se n'è accorto perché con la chiusura del Mose l'acqua è rimasta a livelli contenuti. Non bisogna fare l'errore di pensare che però questa non sia più una città sull'acqua, e quindi anche con maree alte ma non eccezionali non si può pensare di bloccare il ricambio dell'acqua, e quindi bisogna avere una gestione equilibrata. Ricordiamo anche che, e lo stiamo vedendo ormai quasi quotidianamente, il meteo è capace di fare anche delle brutte sorprese. I cambiamenti climatici hanno portato a questo e bisogna imparare a conviverci. Devo dire che ci siamo un po' attrezzati, stiamo costruendo vasche di laminazione, proprio per evitare alluvioni e allagamenti di questo tipo. Ringrazio il comandante Marco Agostini, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria e grazie naturalmente al comandante per la disponibilità e per non dimenticare quanto accaduto 5 anni fa a Venezia. Domani alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. L'appuntamento dunque per domani alle 21 naturalmente su Antenna 3. Il giorno dopo il primo anniversario dalla morte di Giulia Cecchettin tengono banco le polemiche per il minuto di rumore negato dal preside agli studenti del Tito Livio, il liceo classico padovano, dove la 22enne di Vigonovo aveva studiato.
Sta facendo più rumore, un rumore negato, che la semplice richiesta di farlo espressa dagli studenti. Il rifiuto del preside del liceo Tito Livio, la scuola frequentata da Giulia Cecchettin, di fare un minuto di rumore nel giorno dell'anniversario dell'uccisione della 22enne di Vigonovo ha sollevato un polverone di polemiche in una giornata che doveva essere di unità di intenti nella lotta contro la violenza di genere. Il dirigente scolastico con una lettera aveva invitato al silenzio e ad accendere una candela, mentre gli studenti avrebbero preferito fare un minuto di rumore, così come è avvenuto nel Dipartimento di Ingegneria, dove al silenzio è seguito il rumore. Prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. All'iniziativa del Dipartimento dove studiava Giulia, anche papà Gino Cecchettin ha ricordato tutte le donne vittime di violenza. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima, ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore e Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. La rete degli studenti medi si è fatta portavoce degli studenti del Tito Livio, che volevano semplicemente che alle 12 fosse fatta suonare la campanella per ricordare Giulia, ricevendo invece il rifiuto del dirigente scolastico, che ha invitato a interiorizzare la vicenda. E noi lo vediamo un po' come un fallimento sia appunto del sistema scolastico che della scuola stessa, che aveva l'opportunità di compiere un gesto molto significativo. Il minuto di rumore che è stato chiesto dagli studenti stessi al preside non era appunto un gesto vuoto di significato, ma prima di tutto quello che la famiglia stessa da un anno chiede che venga fatto il ricordo di Giulia, e poi un momento che poteva essere per la collettività, per la comunità studentesca di riflessione, e un momento anche per educarsi, per ricordare, non solo per ricordare la morte di Giulia, ma di tutte le altre vittime di femminicidio, che già quest'anno sono più di 100, e un'occasione secondo noi sprecata. Anche la politica è intervenuta sulla vicenda del Tito Livio. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato così: ho molto rispetto per quello che fanno nelle scuole. Parliamo di sicurezza a Bassano, perché il questore fa partire controlli mirati nelle aree adiacenti ai supermercati. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano, Alessandro Campagnolo. Situazione furti e sicurezza a Bassano, un tema di strettissima attualità vista l'ondata di predazioni che si è abbattuta in tutta l'area della Pedemontana e visti anche gli episodi di degrado, di scarsa sicurezza che sono stati segnalati soprattutto in certi quartieri e soprattutto in prossimità dei supermercati. Noi siamo in compagnia dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo, che per primo ha sollevato l'attenzione dopo tante segnalazioni, dopo un grido d'allarme lanciato da chi lavora all'interno e attorno al mondo dei supermercati. Lei, assessore, per primo ha detto: è qualcosa che dobbiamo andare a trattare con grande fermezza, perché nelle aree adiacenti ai supermercati la sicurezza è poca. La sicurezza è poca perché si è lasciato andare avanti il fenomeno, che merita invece di essere monitorato. Non è una cosa che è nata qualche giorno fa o qualche mese fa, sono anni che si lascia o si ignora addirittura questo fenomeno, che ormai si è radicato soprattutto in zone dove si possono recuperare sostanze alcoliche e per poi consumarle sul posto e cominciando a fare dei capannelli. Ecco, il discorso dei capannelli va monitorato. Le forze dell'ordine
devono per forza orientarsi verso questi obiettivi che cominciano a essere sensibili e per monitorare le identità e vedere dove c'è più necessità di riscontro, di controlli. Il questore di Vicenza sta già dando segnali molto precisi, mandando servizi specifici di controllo del territorio a tempo, cioè nel senso 1 o 2 volte alla settimana, mandando dei servizi specifici che controllano e monitorano questi fenomeni. Assessore, dicevamo, questo è un argomento importante per quello che riguarda la sicurezza in aree da attenzionare, ma estendendo un attimo il discorso, Bassano e tutta l'area della Pedemontana sono falcidiate da furti in abitazioni private e non solo in questo periodo. Che cosa si può fare? Si può innanzitutto partire dalla realtà quotidiana che dimostra che in certi orari di giorno, soprattutto se la casa viene lasciata incustodita, viene sicuramente osservata dal malfattore, che lascia molto spesso segno a un complice per poter andare a botta sicura dentro l'abitazione. Cosa possiamo fare? Innanzitutto il cittadino deve essere un po' prevenuto, non dico che deve caricarsi di impianti d'allarme eccetera, ma almeno essere un po' prevenuto nell'attenzionare la propria proprietà. Da parte nostra però è anche fondamentale crearsi un sistema di prevenzione, di copertura, di pattugliamento del territorio abbastanza lento, in maniera lenta e osservando bene le situazioni che possano dare indicazioni di allerta. Quindi la polizia locale in questo caso può essere molto utile a coprire il territorio, i vari quartieri con lentezza, con tranquillità, vedendo che ci sono movimenti strani, non normali, e soprattutto nei periodi in cui molto spesso le case vengono lasciate incustodite. 2 giovani vicentini su disposizione del questore di Vicenza sono stati raggiunti dal divieto di accesso per 2 anni ad un esercizio pubblico del centro di Bassano del Grappa interessato da gravi disordini, mentre per uno di loro è scattato anche il daspo sportivo. I fatti si riferiscono ad inizio ottobre, quando la coppia all'interno e poi all'esterno del locale aveva aggredito e colpito un poliziotto, in quel momento fuori servizio intervenuto per sedare la lite. I 2 sono stati denunciati per lesioni, percosse e minacce, e qui è seguito il provvedimento della questura. Uno dei 2 protagonisti è ora destinatario del daspo fuori contesto, perché dagli accertamenti è risultato avere precedenti di polizia per 2 episodi accaduti nel 2022 nel Trevigiano. Per lui è scattato il divieto di accedere per 5 anni in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale ed estero. È stata disposta consulenza sull'auto di Giada Zanola, la 33enne gettata dal compagno dal cavalcavia dell'autostrada Vigonza la notte tra il 28 e il 29 maggio scorso. Il pubblico ministero che coordina le indagini vuole verificare gli orari di accensione della macchina e confrontarli con quelli delle telecamere private e sulla A4 che hanno inquadrato l'auto salire e scendere dal ponte. Gli inquirenti vogliono accertare e cristallizzare i movimenti di Andrea Favero, 38 anni, compagno da cui Giada si stava separando e che dal 30 maggio è in carcere con l'accusa di aver ucciso la giovane donna madre di suo figlio, inscenandone poi il suicidio. Il perito dovrà verificare la centralina della Ford C-Max, che non è dotato di GPS, e qui potrà capire per quanto tempo il veicolo è rimasto acceso. Questa consulenza si aggiunge a quella sui telefoni che Favero aveva al lavoro e che sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Padova. È un capotreno di Piove di Sacco la vittima dell'incidente di ieri pomeriggio lungo la strada dei Vivai nel comune padovano di Saonara. Lascia una moglie e un figlio 18enne. È Marcus Rizzioli, 59 anni, di Piove di Sacco, l'ennesima vittima della strada. L'uomo, stimato capotreno, ha perso la vita nella sua Volkswagen Golf, che è andata a schiantarsi contro un camion adibito alla pulizia delle strade.
L'incidente lungo la strada dei Vivai al confine tra Saunara e Sant'Angelo di Piove di Sacco verso le 13 di lunedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM 118, anche con l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia locale del comando integrato di Noventa Padovana, Saunara, Stra e Vigonovo. Dai rilievi è emerso che la Golf abbia invaso la carreggiata opposta andandosi a scontrare contro il mezzo pesante. Un impatto violentissimo ad avere la peggio Rizzioli, mentre l'autista della spazzatrice, un 64enne di Padova, è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Se è chiara la dinamica, non è chiaro il perché la Golf abbia invaso la carreggiata opposta. Una distrazione, un malore alla guida o un guasto tecnico, questo accerteranno le perizie. Marcus Rizzioli era molto noto nell'area della Saccisica, era capotreno lungo la tratta Adria-Venezia. Grande sportivo e appassionato di montagna, praticava il nuoto a livello agonistico, partecipando a campionati master. Lascia una moglie e un figlio 18enne. A causa dello schianto, la strada dei Vivai è rimasta bloccata per ore, creando code sia da Padova che da Piove di Sacco. Paura nella notte a Piove di Sacco, dove ha preso fuoco un camion compattatore alimentato a metano all'altezza dell'ecocentro di via Fiumicello. Non ci sono feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova con un'autopompa e un'autobotte hanno spento le fiamme che si sono sviluppate nel cassone, provvedendo al raffreddamento e alla bonifica del carico. L'impianto di alimentazione del mezzo fortunatamente non è stato coinvolto. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e, come detto, illeso anche l'autista. Restiamo nel Padovano, restiamo a Padova con un sabato pomeriggio di violenza all'Arcella, dove un giovane è stato minacciato e rapinato da alcuni coetanei. Potrebbe trattarsi di una banda di giovanissimi, quella che ha rapinato un 17enne sabato scorso minacciandolo con un coltellino all'uscita da scuola in zona Arcella a Padova. L'aggressione sabato verso le 14, quando un 17enne è stato accerchiato da due coetanei in via Zizze, in rione San Bellino. Prima gli insulti, poi le minacce, infine la richiesta di tutti i soldi che il giovane aveva in tasca, accompagnata da un coltellino puntato in faccia. Dacci i soldi o ti tagliamo, avrebbero detto i due aggressori. Il giovane si è visto costretto quindi a consegnare i pochi soldi che aveva in tasca, un bottino di 20 euro. I due aggressori sono quindi scappati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia, allertati da dei passanti che hanno assistito alla scena. Gli uomini della questura stanno controllando anche le telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori. Torniamo a Vicenza, ZTL violata 97 volte, record per un furbetto a bordo di un'auto in leasing, per lui super sanzione da 8.000 euro. È un 36enne pugliese, residente formalmente a Foggia, ma che per il momento detiene a Vicenza il record di violazione della ZTL nell'ultimo anno, ben 97. Supera ampiamente il doppio delle violazioni che solo venerdì aveva stabilito un altro trasgressore in sella ad un motorino. Erano solo 38. È stato però complesso per gli agenti della polizia locale riuscire a individuarlo e raggiungerlo, non essendo l'uomo domiciliato in città e quindi non presente negli archivi comunali. Il furbetto a bordo di una Jeep Renegade intestata ad una società di leasing si sarebbe così sentito al sicuro da inevitabili contestazioni al codice della strada, ignorando i divieti nelle aree di traffico limitato e lungo le corsie riservate a taxi e bus. Solo dopo una certosina attività di indagine e di appostamenti, gli agenti sono riusciti ad inchiodarlo al volante del fuoristrada in uno dei percorsi da lui più frequentati. L'uomo ha infine ammesso le sue responsabilità e si è visto così erogare una maxi sanzione di 8.000 euro. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo nuovamente in diretta tra poco.
Rieccoci in diretta per parlare di autonomia, perché è iniziata la maxi udienza pubblica alla Corte Costituzionale sul tema dell'autonomia differenziata. In particolare la consulta affronterà le questioni di costituzionalità riguardanti la legge sull'autonomia sollevate con i ricorsi dalle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, che hanno impugnato la legge nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni. Intanto ieri il governatore Zaia a Roma ha incontrato nuovamente i ministri Calderoli, Piantedosi, Zangrillo e Musumeci. Al centro le richieste della regione in materia di protezione civile. Sentiamo il commento a caldo di Zaia al termine del vertice. Le emergenze in Veneto sono emergenze importanti, iniziare da quel 2010 nel quale io mi sono ritrovato 10.040 famiglie e imprese sott'acqua, 235 comuni. Abbiamo dimostrato efficienza non solo nell'intervenire grazie ai tanti volontari e vigili del fuoco, ma anche e soprattutto, ricordiamo, in un progetto di realizzazione di opere, 23 bacini di laminazione, oltre 3.000 cantieri aperti e si deve fare molto ancora. Diciamo che combinare e chiudere questa trattativa sulla protezione civile sarebbe veramente un buon inizio per una nuova era. E proprio per la bontà del progetto, che non va contro qualcuno, non vuole smantellare ministeri, ma vuole dare ruolo alle regioni e ai loro presidenti nel momento in cui ci sono le calamità naturali, nel coordinamento anche dei vigili del fuoco piuttosto che nell'intervenire le ordinanze di deroga. Io penso che quando ci si vedranno messe nero su bianco queste nuove competenze per i presidenti di regione, sono convinto al 100% che anche i miei colleghi, magari quelli più scettici, diranno anch'io voglio queste competenze. I prossimi passi saranno tavoli tecnici nel giro di una settimana per definire, diciamo, le osservazioni al progetto base e dopodiché ulteriore riunione, diciamo, con i massimi vertici dei ministeri e delle regioni per trovare l'accordo finale e quindi parlare del primo progetto che riguarda la protezione civile. E adesso ci occupiamo di prevenzione oncologica, ci occupiamo di tumori che colpiscono gli uomini per parlare della campagna, proprio della campagna di prevenzione Nastro Blu Lilt for Men 2024. Ne parliamo insieme al vicepresidente della Lilt di Padova, Gianluigi Recarti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, vicepresidente, inquadriamo il tema di cui parliamo con alcuni dati su quelle che sono le principali patologie quando si parla di uomini e con che incidenza colpiscono appunto gli uomini. Beh, intanto possiamo dire che la prevenzione riguarda i tumori dell'apparato genitale maschile. Quelli più diffusi, il tumore alla prostata, il tumore al testicolo e il carcinoma del pene. Il più diffuso sicuramente è il tumore alla prostata, è una neoplasia che colpisce quasi il 20% dei tumori che insorgono. C'è questo da dire, che negli ultimi 3 anni questa neoplasia è aumentata del 14%. La buona notizia invece è che grazie agli accertamenti che sono eseguiti più frequentemente dalle persone, la sopravvivenza ai 5 anni è aumentata fortissimamente. Quindi la campagna che noi ci accingiamo a portare avanti ha questo senso: sensibilizzare, spingere, aiutare le persone, i maschi, a scegliere di fare prevenzione, a sottoporsi a controlli regolari, anche se la popolazione maschile è decisamente più restia. Ecco, proprio questa la mia domanda, nel senso che sappiamo quanto sia aumentata tra la popolazione femminile negli anni, anche grazie alle tante iniziative, l'approccio agli screening e a tutti i controlli di prevenzione. Negli uomini resta ancora quel senso di vergogna nel sottoporsi a certi controlli, o cosa c'è dietro a questo essere resti a sottoporsi alle campagne, agli screening previsti per i maschi? Beh, forse è ancora un problema di cultura, un problema un po' di mentalità. Noi maschietti siamo da sempre un po' più restii a fare questo, ma devo dire che negli ultimi anni
il moltiplicarsi delle campagne. Noi della LID, per esempio, negli ultimi anni abbiamo fortemente spinto quella che è la prevenzione del tumore maschile, quindi creare una nuova cultura, diffondere questa cultura, sensibilizzare le persone, i maschi, ma non solo i maschi, perché una gran parte di quella che è la sensibilizzazione è fatta anche in famiglia. Vediamo molti uomini che vengono a fare la visita perché sono spinti dalle compagne, dalle mogli, dalle mamme, dai familiari in generale, anche perché la prevenzione è un atto d'amore, non solo verso se stessi, una vera cura di se stessi. Quindi sta cambiando un pochino questa mentalità e noi stiamo investendo tantissimo. Il mese di novembre è un mese dedicato alla prevenzione del tumore maschile. Quindi abbiamo l'ottobre dedicato alla prevenzione per le donne, novembre diventerà sempre più il mese di prevenzione. E a che età è consigliato, dottore, iniziare a fare prevenzione per gli uomini? Ma generalmente si parla dei 50 anni, ma ai 50 anni può andare bene per il tumore alla prostata, ma abbiamo visto che l'età è scesa fortemente, anzi per alcune patologie come il tumore al testicolo è bene sottoporsi a delle visite frequenti molto prima. C'è un altro fenomeno che per quanto riguarda la patologia dei tumori giovanili, non esiste più lo screening della visita militare che veniva fatto, quindi sfugge un pochino l'intercettazione dei tumori giovanili, ma se la mentalità cresce, se la cultura dei controlli, della diagnosi precoce, del fare regolarmente delle visite prende piede, e questo lo stiamo facendo e i risultati si vedono, allora potremmo dire che il tempo che stiamo dedicando alla prevenzione maschile avrà un ritorno grandissimo, ma per fortuna vediamo che si sta muovendo qualche cosa. E questo è molto importante e va in questa direzione anche questa campagna Nastro Blu, Lilt for Men 2024. Come si concretizzerà? Che cosa verrà offerto agli uomini in tema di prevenzione? Beh, intanto il colore azzurro è un colore che, se il rosa è stato dominante in ottobre, l'azzurro è quello che cerchiamo di diffondere a novembre. Si concretizzerà in alcune tappe del tour della prevenzione, cioè andiamo con il nostro ambulatorio mobile presso comuni, presso sedi di aziende, in quelli che sono anche alcuni mercati, per essere presenti, per avvicinare sempre di più la prevenzione alle persone. E si concretizzerà non solo con delle visite gratuite che faremo per tutto il mese di novembre, ma anche con degli infopoint, con la distribuzione di informazioni aggiornate, con quello che è proprio la presenza, la sensibilizzazione, direi quasi andare a metterci vicini alle persone per far capire quanto sia importante un controllo regolare e magari per alcune patologie è addirittura determinante una diagnosi precoce. Ci sarà anche un concerto per sensibilizzare sulla prevenzione. L'appuntamento è domani 13 novembre con Cuore e Note, l'emozione si fa musica. Sì, assolutamente. Direi che questa è un'altra delle cose che noi abbiamo voluto fortemente, perché quando si parla di prevenzione non si parla di una cosa che deve far paura, di una cosa negativa, di una cosa che ci intristisce. No, parlare di prevenzione significa parlare di vita, significa che prevenire è vivere, quindi di portare qualche cosa di bello. La prevenzione non solo permette di diagnosticare eventuali patologie, ma soprattutto permette una qualità della vita più serena e migliore. E la musica sappiamo che è il filo conduttore anche della serenità. Allora abbiamo voluto incontrare la cittadinanza proprio in un momento di festa, ed è un momento certamente di sensibilizzazione, ma credo che con il colore azzurro che si vedrà dappertutto, questo fiocco che ho dietro le spalle lo dimostra,
ma sarà proprio un momento di avere delle emozioni. Abbiamo detto che cuore e note, l'emozione si fa musica. Ecco, questa emozione noi la vogliamo vivere perché stiamo facendo qualcosa che ci ricorda la vita. Siamo aiutati nella nostra campagna quest'anno dalla provincia di Padova, che c'è sempre vicino, dalla Camera di Commercio, dall'Università degli Studi, dall'USL 6, dall'azienda ospedale. Quindi abbiamo dei partner che ci stanno aiutando molto e noi invece siamo qui per aiutare voi, per aiutare tutta la popolazione maschile. Anche lo sport è prevenzione, una vita sana è prevenzione. Noi sappiamo, conosciamo le tante iniziative, le corse in rosa che vengono organizzate proprio sempre per la prevenzione dei tumori femminili. È ipotizzabile, o magari esistono già delle iniziative in tal senso, cioè delle corse in azzurro per gli uomini, anche se qualcuno, quando ne avevo discusso con organizzatori delle corse per le donne, diceva secondo me gli uomini non parteciperebbero con la stessa attenzione che c'è invece nelle donne, che sempre sono numerosissime a questi appuntamenti. Questa è una idea che abbiamo, si può fare sport in tanti modi. Certo che quelle che sono le camminate, le corse eccetera, che hanno avuto tanto successo in quelle che sono le prevenzioni femminili, non abbiamo ancora bene pensato come potrebbero essere sviluppate. Abbiamo però un'associazione che ci è vicina qui sul territorio, che è il Movember Team ENAV, che si dà da fare molto in questa direzione, e con loro stiamo avviando delle notevoli sinergie, e anche siamo molto vicini, tanto che ha citato il concerto. Al concerto ci sarà un nostro testimonial che sarà proprio del Movember Team ENAV, ma è anche un nostro ambassador, Marco Borlina, e quindi ci poniamo il problema di come spingere anche l'attività fisica, che sappiamo che assieme alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita sono fondamentali per la prevenzione del tumore. Allora, chiudendo, oltre 150 visite mediche gratuite mirate alla prevenzione che verranno effettuate presso gli spazi prevenzione di Arcella e Albignasego, oltre che durante le tappe del tour della prevenzione, poi tutti quegli altri appuntamenti, tra cui il concerto, il programma domani, per questo novembre in blu, con il nastro blu Lilt for Men 2024. Grazie davvero al vicepresidente Lilt Padova, Gianluigi Recarti, per averci aiutato a conoscere di più queste iniziative molto importanti, e siamo a disposizione per raccontare di nuove altre iniziative rivolte alla prevenzione dei tumori maschili. Grazie davvero vicepresidente, e a presto e buon lavoro. Grazie a voi, e vi aspettiamo proprio per una visita di prevenzione presso i nostri ambulatori. Assolutamente sì, e rilanciamo questo suo messaggio. Grazie davvero al vicepresidente della Lilt di Padova, e noi ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo di automotive, del settore dell'auto in Europa, in un momento particolarmente delicato. Chiaramente è un settore che da anni soffre le varie trasformazioni che questo comparto sta avendo. Ricordiamo quello che è l'obiettivo entro il 2035 voluto dalla Comunità Europea del passaggio all'elettrico, ma ci sono poi i dazi annunciati dal neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Trump, verso tutti quelli che sono le merci che arrivano dall'estero, e poi c'è chiaramente anche la grande sfida con la Cina, oltre alla crisi del settore automobilistico in Germania. Tutto questo lo affrontiamo insieme a Oscar Scriva, Senior Project Manager di Quintegia. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito e per l'opportunità. Io partirei subito con quanto dichiarato la settimana scorsa dal presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, che non aveva nascosto le sue preoccupazioni per la crisi, lo dicevo prima, del comparto tedesco, che rappresenta per l'Italia uno dei principali mercati proprio di fornitori dall'Italia verso la Germania, e insomma il presidente Pozza si chiedeva quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura di 3 stabilimenti in Germania per l'automotive, per il settore in Italia. Che analisi fate in tal senso? Beh, innanzitutto è un evento importante che richiede qualche riflessione aggiuntiva, perché riguarda il modello tradizionale dell'automotive. Innanzitutto ciò che accade in Germania è indicativo di un cambiamento del mercato automotive e di una fase di riconversione generale del settore nel suo complesso, con potenziali impatti occupazionali. Da questo punto di vista, se ci focalizziamo sull'Italia, un recente studio di Alex Partners stima un impatto tra i 20 e i 40.000 posti di lavoro su tutta la filiera, escludendo le case produttrici e l'indotto indiretto. Quindi parliamo di circa il 30% dell'occupazione della filiera. È anche vero che gli effetti saranno differenziati nel tempo e non saranno univoci. Infatti esistono altri studi che invece prevedono che nel medio-lungo termine ci sarà una compensazione tra perdita di lavoro nella produzione automobilistica europea tradizionale e quelli generati dalla produzione dei motori elettrici e dalle infrastrutture di ricarica. Questo vale ancora di più per l'Italia, che comunque ha una tradizione nell'ingegneria e nella manifattura di precisione. Tuttavia è anche necessario dire che sarebbe opportuno avere un consolidamento delle aziende in Italia. Tenete presente che il fatturato medio delle aziende della componentistica italiana è del 20% inferiore a quelle francesi e del 50% di quelle tedesche. E in più ci vorrebbe una strategia anche a livello paese. In tal senso devo purtroppo notare che il taglio dei fondi per il settore automotive di 4,6 miliardi di euro da parte del governo lascia qualche perplessità. Quindi, per concludere, posso dire che probabilmente ci si può attendere un impatto negativo, ma il messaggio positivo è che esistono spazi di manovra per il futuro. Però è necessario che a monte ci sia un disegno strategico coerente che metta assieme tempi ragionevoli per la transizione, investimenti in tecnologia e nelle competenze all'interno di un contesto normativo certo. Prima ho fatto accenno all'intenzione che era stata già annunciata in campagna elettorale e poi confermata dal neo eletto presidente Trump di introdurre dei dazi verso i mercati esteri, da dire con una distinzione nell'impatto tra i mercati cinesi e tutti gli altri mercati, ma ci si chiede, o meglio, le chiedo se questo potrebbe avere un impatto per il settore dell'automotive italiano, europeo in generale naturalmente. Ma guardi, io mi auguro che ce l'abbia, nel senso che dovrebbe aumentare il senso di urgenza per le riforme e per gli investimenti che l'Europa non può più rinviare, perché come diceva lei all'inizio praticamente stiamo attraversando un momento di tempesta perfetta. Ora, dal punto di vista specifico delle esportazioni e dei dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti ci potrebbero essere effetti diversi che oggi è difficile quantificare. Per esempio dipenderà da quanto saranno severi questi aumenti e dipenderà anche dalla capacità dell'Unione Europea di negoziare con l'amministrazione Trump qualche concessione. Per esempio negli ultimi anni si parla di un accordo, negli ultimi giorni si parla di un accordo sull'importazione di gas naturale a compensazione. Però se consideriamo uno scenario peggiore di aumento molto significativi possiamo prevedere almeno 3 conseguenze. La prima è che probabilmente i dazi aumenterebbero il prezzo finale dei veicoli italiani esportati negli Stati Uniti, rendendoli meno competitivi e quindi generando un calo della domanda. Lo stesso potrebbe accadere anche sulla componentistica se le case automobilistiche americane decidessero di rivolgersi a fornitori locali per evitare i dazi. C'è anche da dire che questo è uno scenario che non accadrebbe dall'oggi al domani, perché è chiaro che ci vorrà del tempo e degli investimenti per gli Stati Uniti per avere un'alternativa reale alla capacità produttiva e alla qualità europea.
In entrambi i casi, nel medio-lungo termine, si potrebbe generare un effetto domino negativo per la filiera produttiva italiana. Infine, terzo aspetto, è prevedibile che se questa barriera all'entrata eretta dagli Stati Uniti attraverso i dazi sarà molto più alta di quella europea, è possibile che le aziende produttrici di auto dei paesi esportatori asiatici avranno maggiore interesse ad esportare in Europa. Quindi questo aumenterà la pressione sull'offerta, ma come aspetto positivo ci sarà probabilmente una scelta maggiore per il consumatore europeo. Sempre guardando l'aspetto positivo, si può anche dire che questa sveglia traumatica dell'amministrazione Trump potrebbe anche dare una spinta alle imprese italiane per diversificare i mercati di export, pensiamo per esempio all'America Latina, oppure investire di più in innovazione per rafforzare la competitività. Abbiamo il rallentamento delle vendite da un lato, parallelamente la concorrenza cinese. Questo ha recentemente messo a dura prova l'industria automobilistica europea. È uno scenario che rischia di peggiorare se venissero confermate le sanzioni per le case che non rispettano i limiti più stringenti previsti per il 2025. Accenno dall'anno prossimo i costruttori dovranno affrontare nuovi limiti per le emissioni di flotta. Cosa potrebbe succedere? Allora, da questo punto di vista purtroppo non si può essere molto ottimisti, perché dal punto di vista pratico il modo più semplice per evitare multe sarebbe quello di vendere più veicoli elettrici. Però è anche vero che attraversiamo una fase storica di mercato in cui i tassi di adozione delle auto elettriche sono in fase di stagnazione per motivi diversi. Quindi a questo punto le aziende che non saranno in linea con il mandato europeo in termini di emissioni avranno poche opzioni. La prima sarà quella appunto di pagare delle multe, però questo rischia di essere controproducente. Perché? Perché sprecheranno delle risorse che invece dovrebbero investire per affrontare più rapidamente la transizione e chiudere il gap tecnologico con la Cina in particolare. Altra opzione potrebbe essere quella di trasferire sui consumatori i costi delle multe. Questo non farebbe altro che aumentare il prezzo finale delle auto nuove e potenzialmente ridurre le vendite. Capite bene che questo rappresenterebbe un'opzione negativa perché i produttori cinesi sarebbero più avvantaggiati, perché potrebbero conquistare ulteriori quote di mercato con prodotti, con modelli innovativi a prezzi più competitivi. Quindi in sostanza si rischia di generare un circolo vizioso con effetti negativi per tutta la filiera. Tuttavia si spera che, date le circostanze eccezionali di cui abbiamo parlato, l'Unione Europea possa considerare una moratoria da questo punto di vista. Questo è un aspetto, poi c'è, lo sappiamo, ce lo dicono i dati, il calo delle vendite è generico, è legato alla riduzione del potere d'acquisto. Piuttosto mi verrebbe da chiederle all'incertezza che il consumatore ha di fronte alle tante notizie che arrivano su quello che sarà la tipologia di auto non proprio del futuro, anche di domani, e quindi meglio scegliere l'elettrico con quello che ci dice l'Unione Europea o meglio scegliere il termico e quindi restare alle auto tradizionali tra virgolette. Insomma, che cosa sta in qualche modo influendo su questo calo delle vendite? Beh, ci sono molteplici fattori che vanno in direzioni diverse. Chiaramente le incertezze legate alla transizione, ai prezzi, alla tecnologia, alle infrastrutture potrebbero spingere i consumatori a un comportamento più cauto, optando per veicoli più economici, oppure quello che sta succedendo è che stanno optando per le auto usate, che sta vivendo un periodo di forte crescita, oppure rimandare l'acquisto. Le dico con onestà che mi trovo esattamente in questa situazione, dovrei comprare l'auto, ho deciso di aspettare qualche mese per capire meglio. Però c'è anche da dire che per quanto riguarda le auto elettriche ci sono appunto difficoltà oggettive, ma ci sono anche dei problemi di percezione. Faccio un esempio: l'italiano percorre in auto circa 43 km in media al giorno. Ora, se consideriamo la capacità di autonomia dell'auto elettrica, per molti italiani questo dovrebbe essere un falso problema. Purtroppo è normale che in una fase di forte cambiamento ci sia resistenza.
Però il messaggio positivo è che molti paesi come la Norvegia e l'Olanda hanno avuto successo nella transizione verso l'elettrico. E ancora, diciamo, in prospettiva, volendo guardare gli aspetti positivi, bisogna ricordare che il contesto macroeconomico per l'Italia e per l'Europa dovrebbe essere più favorevole sia al mercato automobilistico e ai consumatori in generale, perché ci si aspetta un calo dell'inflazione e ci si aspetta anche una riduzione dei tassi di interesse attraverso le decisioni della Banca Centrale Europea. Nella corsa all'elettrico, è inutile negarlo, c'è un gigante che è molto più avanti dell'Europa, stiamo parlando della Cina, e quindi come riuscire a mantenere i posti di lavoro in Europa quando il gigante cinese è molto più avanti rispetto a noi. Francesca ha perfettamente ragione, la Cina ha fatto dei progressi nella produzione di auto elettriche e non solo. Ricordo che il vantaggio della Cina non è solamente nella dimensione del mercato, che permette di costi di produzione molto bassi, ma anche la leadership tecnologica. Oggi la Cina è praticamente una generazione avanti rispetto all'Europa. Però bisogna anche considerare che i brand europei, soprattutto quelli italiani, hanno un valore, abbiamo dell'esperienza tecnica, abbiamo un know-how accumulato in decenni che non vanno sottovalutati. Tuttavia bisogna essere onesti e immaginare che dei cambiamenti strutturali, una riconversione ci saranno, e in particolare se guardiamo la componentistica prevediamo almeno 3 diverse opzioni strategiche. La prima consiste nel rafforzare il posizionamento all'interno della stessa filiera, per esempio continuandosi a lavorare con i motori endotermici attraverso però una crescita dimensionale. La seconda opzione consiste invece nella diversificazione sempre all'interno della stessa filiera automotive, ma su nuove componenti dell'auto elettrica, di propulsione alternativa come l'idrogeno, oppure nelle applicazioni digitali. La terza opzione consiste invece in diversificare in settori completamente diversi, facendo leva su competenze tecnologiche, prodotti o funzionalità attuali o nuove, che potrebbero trovare applicazione per esempio nel settore della difesa o aerospaziale. In ogni caso, 3 sono le variabili principali: la crescita dimensionale, investimenti in ricerca e sviluppo e una politica industriale a supporto. Abbiamo capito che ci sono segnali negativi, ma ci sono anche degli spazi di manovra, diciamo così, per aggiustare la rotta. Allora, in conclusione, le chiedo come l'industria, la politica europea possono rimanere competitivi nel settore dell'automotive. Allora, il messaggio positivo che posso dare è che esistono appunto degli spazi di manovra e credo che alla fine le risposte siano anche disponibili facilmente andando a leggere il report, lo studio del professor Mario Draghi che è stato presentato recentemente alla Commissione europea. Innanzitutto il documento elenca le ragioni del declino, sottolineando che forse dovremmo guardare anche più in casa nostra oltre che colpevolizzare tra virgolette la Cina, e al tempo stesso indica 10 macro direzioni strategiche per garantire che l'Europa possa rimanere leader nel futuro. Per esempio, un'azione che potrebbe essere fatta a breve è quella di rendere il contesto normativo certo e soprattutto più coerente. E un altro aspetto importante è quello di garantire il coordinamento e l'integrazione lungo tutta la catena del valore, dai minerali alle batterie, cercando di investire in fattori, cosiddetti fattori abilitanti. L'intelligenza artificiale è uno di questi e soprattutto bisogna ricordare che bisogna investire in termini di innovazione e di nuove competenze per la forza lavoro. Volendo poi cercare di semplificare, ci sono 2 obiettivi fondamentali con orizzonti temporali diversi. Nel breve termine è importante difendere la capacità produttiva all'interno dell'Europa. Bisogna difenderla e evitare che impianti o aziende europee possano essere acquisite da aziende concorrenti, magari sovvenzionate dallo Stato, come in Cina. Nel medio-lungo termine invece l'Unione Europea deve ristabilire una posizione di leadership per la prossima generazione di veicoli. Si tratta di guardare al futuro partendo dalla base produttiva attuale per soddisfare la futura domanda internazionale. Quindi
In sostanza, penso che l'industria europea andrà incontro a un ridimensionamento, ma esiste ancora la possibilità di reagire investendo nell'elettrico, nelle infrastrutture tecnologiche intelligenti, nelle rinnovabili, però abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo bisogno di un'Europa unita. Abbiamo bisogno di una massa critica rilevante per sederci al tavolo con gli Stati Uniti e la Cina. Quindi bisogna alzare l'asticella, ma bisogna soprattutto trasformare la concorrenza in un'opportunità, che è esattamente quello che ha fatto la Cina più di 15 anni fa, soprattutto l'ha fatto sotto i nostri occhi, ma con molto più lungimiranza di noi. Esatto, speriamo non sia troppo tardi perché l'Europa si dia uno scossone e si riappropri di certe competenze e di un'autonomia anche in questo settore così importante. Grazie davvero a Oscar Scriva, Senior Project Manager di Quintegia, per averci aiutato a capire un po' di più, e capiamo che anche chi è del mestiere l'incertezza ce l'ha, e quindi anche semplicemente nell'acquistare la propria auto. Grazie davvero e buon lavoro, e torneremo presto ad aggiornarci anche alla luce delle novità che ci saranno e a livello europeo e non solo. Grazie davvero, buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia data in apertura di quello studente che si è tolto la vita gettandosi da uno stabile, da uno studentato. Sarebbe stato un gesto volontario quello messo in atto stamane da uno studente precipitato da un edificio dell'Università di Padova in via Venezia. Questa è l'ipotesi prevalente al vaglio degli investigatori della questura. Il ragazzo si sarebbe lasciato cadere dall'ultimo piano della palazzina. Il giovane studente fuori sede di 21 anni non avrebbe lasciato scritti o altre testimonianze per spiegare il tragico gesto. Il 21enne era iscritto alla facoltà di Scienze Naturali, indirizzo matematica, ce l'aveva spiegato Valentina Visentin, uno studente brillante, molto preparato proprio in matematica. Alloggiava nello studentato ESU del Piovego, nella nuova cittadella universitaria vicino alla fiera e alla stazione ferroviaria, ed è arrivata una nota di Gianguido Dall'Agata, direttore della Scuola Galileana di Studi Superiori dell'Università di Padova. La notizia della morte di uno studente della scuola ha lasciato in tutte e tutti noi un profondissimo sgomento. Per l'intera comunità che forma la scuola è oggi quindi un giorno di immenso dolore e silenzio. Ora non ci resta che ricordare il giovane che ci ha lasciato e stare vicini alle sue compagne e ai suoi compagni di studio, per i quali abbiamo organizzato un incontro di condivisione di quanto accaduto con il supporto di professioniste psicoterapeute dell'Ateneo. E continuiamo in qualche modo a parlare di scuola con la riforma scolastica, all'interno della quale non mancano iniziative per sensibilizzare i ragazzi sul tema del rispetto della donna e contro il bullismo. Ne ha parlato ieri a Mestre il ministro Giuseppe Valditara. La scuola dei talenti è nel docente tutor, nel docente orientatore, in agenda sud, in agenda nord. Talento, sapere, autorevolezza, merito, rispetto, impegno, responsabilità, lavoro. Sono tante le parole d'ordine su cui il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara basa la sua riforma della scuola. Ma oggi è anche il primo anniversario dell'assassinio di Giulia Cecchettin. L'abbiamo messo nelle linee guida sull'educazione civica, dove c'è un passaggio fondamentale proprio educare al rispetto nei confronti della donna, ben al di là delle 33 ore obbligatorie, anzi caratterizza tutta l'attività didattica di tutti i docenti. Giuseppe Valditara è arrivato a Mestre per confrontarsi sulla sua visione di scuola del futuro alla Biblioteca Vez, in un incontro moderato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli. Lo spunto è l'ultimo libro del ministro, La scuola dei talenti. C'è anche questa idea di creare dei laboratori
contro il bullismo. Vi posso anticipare che sarà nominato a presiedere questo tavolo il professor Crepè con alcuni esperti di eccellenza, fra l'altro ci saranno anche dei magistrati delle procure minorili. Qualcuno dice che il più grosso ostacolo nella riforma della scuola sono i genitori. È importante responsabilizzare i genitori, non è un caso che noi tra l'altro abbiamo messo anche delle sanzioni pecuniarie, civili, pecuniarie a carico di coloro che aggrediscano docenti o personale della scuola, da 500 a 10.000 euro. Quello del rispetto è un tema cruciale per gli addetti ai lavori. Ma non si può a tutti i costi colpevolizzare il docente e la scuola. Le famiglie secondo me sbagliano da questo punto di vista, devono assolutamente cominciare a rispettare e ad ascoltare di più quello che viene detto da scuola, cioè devono ridare ruolo alle istituzioni. Valditara chiude con un appello ai genitori dei bambini delle primarie. Quando li accompagnate, li mettete a letto, no? Anziché mollargli il cellulare, raccontategli una bella storia, leggetegli una bella storia. Dopo il vertice tra sindacati e governo, solo la CISL ha confermato il suo sostanziale appoggio alla manovra finanziaria. Il sindacato si è riunito a Vicenza per l'assemblea regionale dei delegati. Un vertice molto delicato su una manovra che si sviluppa tra due scogli particolarmente ardui che deve tener conto la manovra stessa, quindi il Paese. Per un verso la procedura di infrazione per deficit eccessivo dello scorso mese di luglio e per altro verso il ritorno al patto di stabilità. Sono i paletti indicati dalla CISL in merito alla legge di bilancio 2025 che trova sostanzialmente d'accordo il sindacato con la linea tracciata dal governo Meloni. La conferma è arrivata anche dal segretario generale Luigi Sbarra dopo l'incontro a Palazzo Chigi, mentre a Vicenza il segretario nazionale della CISL Ignazio Ganga indicava anche alcune criticità. Il tema dei tagli sugli organici della scuola, assolutamente un tema su cui il governo deve ritornare sui propri passi. Il tema del blocco del turnover nella pubblica amministrazione può rischiare di non far centrare gli obiettivi del PNRR, perché è notorio che la nostra capacità amministrativa è oggettivamente debole. Tra i settori che soffriranno di più, specialmente in Veneto, c'è l'automotive. Sono 10.600 le aziende con circa 46.000 addetti che subiranno dalla manovra finanziaria una riduzione di 500 milioni nel 2024 e 4,6 miliardi nel lungo termine. Il taglio possibile, probabile, a cui noi diciamo no, del fondo per l'automotive rischia di peggiorare una situazione già difficile, perché la crisi dell'automobile a livello europeo impatta pesantemente anche sul nostro territorio, proprio perché noi lavoriamo tantissimo con la Germania. A differenza di UIL e CGIL, la CISL non aderirà allo sciopero del 29 novembre contro la manovra. Noi diciamo no, non perché non siamo a favore dello sciopero, ma perché pensiamo che lo sciopero sia lo strumento residuale, ultima istanza, che va usato con attenzione, proprio perché un abuso dell'uso dello sciopero rischia di renderlo inefficace. Voltiamo pagina, torna la stagione delle grandi mostre in Basilica Palladiana a Vicenza dal 6 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, fari puntati su 3 capolavori a Vicenza: Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano, Gianandrea Gazzola. Ma il tema non è solo culturale ma anche politico, il rilancio della città del Palladio che va vivacizzata e promossa anche a favore del commercio. Nel segno dell'arte, la Basilica, monumento eterno che porta l'impronta del Palladio, torna a essere location di una grande mostra. 3 capolavori a Vicenza: Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano, Gianandrea Gazzola. Dal 6 dicembre del 2024 al 9 marzo del 2025 va di scena una riflessione sui rapporti tra arte, storia e natura. Chi entrerà in Basilica si troverà di fronte una scenografia spettacolare. Una basca grande come metà Basilica, 12 metri per 12 metri, pensate, con dei grandi teli su cui si muoveranno queste onde generate da questa specie di pianoforte
ad acqua che si è inventato Gazzola, poi entrerà a contatto personale e individuale con questi studi che Leonardo faceva nel chiuso del suo studio, qualcosa che faceva solo per lui, quindi vedremo come da dietro le spalle di Leonardo lui mentre cerca di penetrare i segreti della natura, e poi guarderemo attoniti la distruzione del Colmeda, ma anche, come dire, la proposta palladiana di come uscirne. Il maestoso salone della Basilica Palladiana diventa sorprendente palcoscenico teatrale, dove verrà messo in scena l'incontro tra grandi artisti di epoche diverse. Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano e Gianandrea Gazzola, tutti uniti nell'analisi della natura. Natura madre e matrigna, natura che dà la vita, natura devastatrice capace di uccidere, e una grande protagonista, l'acqua. Il Veneto del Cinquecento non era il Veneto meraviglioso di oggi, era un Veneto paludoso dove i problemi della rottura degli argini dei fiumi era costante. A quel problema la Repubblica Veneta e Palladio insieme scommettono su una trasformazione radicale. Saranno 50 anni di lavori, di bonifiche, di argini, di cambio, nuovi ponti, nuove strade che trasformeranno un Veneto paludoso nel Veneto fertile che conosciamo oggi. Tre artisti che arrivano a Vicenza con le loro opere non solo per sollecitare una riflessione sull'acqua e per lasciare un'impronta profonda in una città che ha una naturale attitudine per ciò che è storia, arte e cultura, ma anche per rilanciare il centro storico, per vivacizzare le strade e le piazze durante le feste e più in là ancora, fin quasi ai primi profumi della primavera. L'intenzione è quella intanto di riflettere sul tema dell'acqua, acqua come sorgente di vita, ma anche, l'abbiamo visto quest'anno, come fonte di preoccupazione. Penso naturalmente alle allerte meteo e ai rischi di alluvione che Vicenza continua a correre, ma anche come grande occasione di attrazione turistica, perché l'anno scorso abbiamo avuto 60.000 visitatori all'interno della mostra, quindi anche come grande opportunità per rivitalizzare, far vivere il centro, riempire di turisti la nostra città. Amministrazioni comunali in sedia a rotelle, l'iniziativa che si svolgerà in diversi comuni della provincia di Vicenza il prossimo 3 dicembre. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema delle barriere architettoniche. Mettersi nei panni degli altri, o come dicono gli inglesi, nelle scarpe degli altri, trovarsi cioè nelle loro stesse condizioni per vivere la vita di tutti i giorni. È l'obiettivo dell'iniziativa Amministrazioni Comunali in sedia a rotelle, in programma il 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità. L'idea parte dall'associazione Stay With Us di Luca Lapo. Anche prendere l'ascensore, strumento che dovrebbe favorire le persone con mobilità ridotta, può diventare un problema se, ad esempio, la pulsantiera non è facilmente raggiungibile. Il mio intento è quello di avvicinare proprio le amministrazioni proprio per capire i reali problemi, non citare questi problemi solamente in campagna nazionale per aiutare queste persone, per sensibilizzare solamente soprattutto per i voti, ma per far capire che loro sono vicini a questi problemi, soprattutto tastandoli con mano, circolando per il proprio territorio con le carrozzine o con le stampelle proprio per vedere le difficoltà. Superare un dislivello stradale può essere un problema anche per le persone anziane, così come accedere agli sportelli bancomat che molto raramente sono ad altezza di carrozzina. Vicenza, Thiene, Schio hanno già aderito, ma ci sono anche Villaverla, Bolzano Vicentino, Torri di Quartesolo, Piovene Rocchette, Bressanvido e San Pietro Mussolino. Mi auguro che in molti possano aderire a questo appello e il 3 dicembre poter provare questo modo diverso di muoversi. Allargo questo appello anche a quelli che sono i nostri rappresentanti regionali, nazionali. Se qualcuno volesse aderire sarebbe un bel modo per poter capire come alcune persone hanno più difficoltà di altre o comunque necessitano di potersi muovere in modo diverso. Noi siamo in chiusura, vediamo insieme ai miei registi Alessandro Granziera e Alberto Pivetta il sondaggio di oggi, migranti in Albania, riguardo chiaramente al progetto del centro d'accoglienza in Albania. I 7 migranti che erano ospitati hanno fatto ritorno in Italia su decisione del Tribunale di Roma. Il progetto è fallito, sì 0422 1626691, no 0422 1626690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring
streaming in diretta a partire dalle 21 su Antenna 3. Ospiti di stasera: Gian Antonio D'Arè, Antonella Tocchetto del Partito Democratico, Giuseppe Pan della Lega, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e Pietrangelo Pettenò di Sinistra Veneta. Noi siamo in chiusura di questa prima edizione, adesso spazio alla sigla, alla pubblicità, prima naturalmente il meteo e poi spazio con l'approfondimento di salute. Parleremo di diabete insieme alle esperte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Tutto questo naturalmente tra pochissimo, subito dopo la sigla, meteo e la pubblicità. Tra poco, grazie per averci seguito.